messo a nudo quello che le strutture della nostra società che non funzionano, che sono da rivedere. Non c'è due senza tre e per la terza volta si sono presentati davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera per disturbare, manifestando, la conferenza stampa di Luca Zaia. Genitori, studenti ed insegnanti del Comitato Priorità alla Scuola hanno voluto ribadire alcuni concetti. Alcuni dettagli del piano trasporti sono emersi proprio solo in questi ultimissimi giorni, ieri ci sono stati gli ultimi incontri anche nelle diverse prefetture, ci auguriamo che sia stato fatto un piano in grado di garantire un trasporto non sovraffollato, di certo monitoreremo l'andamento a partire da lunedì. Quello che però noi ci aspettavamo era che in parte si provasse ad azzardare anche un miglioramento strutturale del servizio, si facessero dei bandi nuovi per mezzi e autisti, perché sappiamo benissimo che il problema dei trasporti è un problema strutturale ancora prima del Covid e anche su questo bisogna lavorare. Siete per la riapertura al 100% della scuola, in quali condizioni o adesso il 50% è già sufficiente per prudenza? Sicuramente adesso un 50% è sicuramente meglio che stare a casa. Il DPCM prevede la possibilità di aprire fino al 75% e noi ci aspettiamo che venga fatto di tutto a livello di investimenti nelle scuole per poter garantire anche di arrivare in presenza al 100%. Sicuramente il 50% non basta, è un buon punto di partenza, permette magari di attestare, di assestarsi riguardo magari ai trasporti e altre iniziative, però quello che noi chiediamo per arrivare al 100% e per garantire comunque la continuità didattica sono lo screening su tutta la popolazione scolastica, anche a campione ma su tutti gli istituti e l'efficienza del piano trasporti, questo sì. Tu dicevi lockdown totale e scuola aperta, potrebbe essere un'ipotesi questa? Non è il discorso sul lockdown, ma proprio il focus deve essere sulla scuola. La scuola deve essere in questo momento una priorità e finché non lo sarà non possiamo pensare di poter annunciare rientri e poi posticiparli e rientri al 50, al 70, al 10%.